Il giorno dopo la frattura tra la Lega e Gentilini tutti hanno una domanda per Luca Zaia, presidente della regione e volto del partito in Veneto. Lei era informato di questa, fra virgolette, estromissione? Ho parlato con Coin, è una fase dolorosa, mi spiace per questa fase, una fase che ha un epilogo ancora più doloroso dal punto di vista umano e spero che ancora si possa ricomporre. Come componente del partito cerca di abbassare i toni sull'annuncio di divorzio tra il Carroccio e lo sceriffo, sperando, dopo le posizioni drastiche del segretario provinciale Dimitri Coin di ieri, in una ricomposizione. Non a tutti i costi, però, perché Ci sono delle regole non scritte e in tutte le strutture organizzate non è che funziona che tu puoi semplicemente pensare di dire tutto quello che ti passa per la testa e che nessuno possa mai replicare. un chiaro messaggio allo sceriffo di Treviso in relazione alle affermazioni su Ascopiave, fermo restando che comunque Gentilini è uno dei volti della Lega. Gentilini ha fatto la storia della Lega. Oggi c'è questo dibattito, penso che è un dibattito che non fa bene alla Lega, però è altrettanto vero che prima di tutto viene il bene della Lega e il bene della Lega passa attraverso, ad esempio, il saper comunicare e non dire che dopo di me c'è il diluvio. Zaia che ora punta a riallacciare il dialogo. Io spero che si ricomponga, però perché si ricomponga bisogna che le parti abbiano modo anche di ritrovare una serenità che oggi non c'è, obiettivamente, se ogni giorno c'è una dichiarazione.